Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Focus TG. Anche oggi siamo in diretta, lo saremo come d'abitudine fino alle 13:30 e anche oggi ampio spazio verrà dedicato alla cronaca e non solo, a tante notizie, tanti aggiornamenti legati ai nostri approfondimenti, all'attualità e all'emergenza siccità e Covid, ma apriamo subito con la cronaca che ci porta doverosamente a continuare a parlare e ad aggiornarvi sulla tragedia della Marmolada. Ebbene, ieri sera ci eravamo lasciati così con i RIS di Parma a Canazei tutta la giornata a prelevare campioni biologici per compararli e aiutare permettere l'identificazione delle vittime. Oggi sono partite le ricerche anche da terra grazie all'installazione di radar. Allora facciamo il punto della situazione a ieri sera e poi nel corso del nostro Focus TG vi daremo chiaramente tutti gli aggiornamenti live in diretta. Partiamo con il primo servizio. Mentre la Marmolada restituiva nuovi resti in Val di Fassa, arrivavano i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Il loro compito, affidato dalla Procura di Trento, eseguire indagini biologiche sul materiale genetico prelevato, compararlo poi con il DNA presente su altri oggetti delle persone ad oggi ancora disperse con quello dei parenti giunti a Canazei per ritrovarle. Sull'altro fronte, quello del monitoraggio del ghiacciaio sulla montagna, per rilevare altre condizioni di instabilità che potrebbero ulteriormente compromettere le ricerche, da ieri sono operativi radar usati a Rigopiano. Arrivati su richiesta della Protezione Civile Nazionale, questi strumenti altamente sofisticati sono già stati posizionati all'interno della massa di ghiaccio nella parte più alta, quella ritenuta ancora instabile. I 2 radar interferometri sono operativi da ieri, fino ad ora non hanno registrato movimenti. Da domani consentiranno la ripresa delle ricerche da terra, che si aggiungeranno al lavoro dei droni. Per i movimenti improvvisi invece è stato installato anche un radar Doppler. Restano interdetti all'accesso, se non al personale, i sentieri che sono costantemente monitorati da Polizia Locale di Canazei e dal Corpo Forestale nel versante nord con la Forcella Marmolada. Il divieto interessa anche gli alpinisti che risalgono la parete sud-ovest. Per i trasgressori è pena la denuncia. Nelle foto diffuse in queste ore le primissime immagini della montagna poco dopo il crollo del Saracco, ripresa dall'obiettivo del soccorso alpino. E quando si fanno le operazioni contestualmente a quello che è in termini di tempo la possibilità proprio di fare più cose insieme, si cerca anche di fare delle foto, di documentare quelli che sono tecnicamente definiti gli atti irripetibili, perché poi possono risultare importanti nelle fasi successive, in questo caso per il riconoscimento delle salme o appunto proprio per il riconoscimento delle persone che sono finite in ospedale. E proprio a bordo di Delta Eco è stato avvistato il corpo del paziente poi tratto in salvo e ora ricoverato al Cafoncello di Treviso. Avevamo individuato dei 4 superstiti sopra la superficie della neve e del ghiaccio, e uno di questi era appunto quello di cui ci siamo occupati, il ragazzo che è stato poi intubato e portato a Treviso dall'equipaggio di Delta Eco. Intanto a Canazei, sabato, giorno in cui il vescovo di Vicenza e l'arcivescovo di Trento celebreranno una messa in ricordo delle vittime, sarà giorno di lutto cittadino. Bandiere listate a lutto e un momento di raccoglimento cui però non farà seguito il suono delle sirene. Oltre al rumore degli elicotteri che si levano in volo, ci sono le prime parole di una sopravvissuta a rompere il silenzio di queste ore. Ti amo, Tommaso, sempre e per sempre. Alessandra Camilli, 51enne di Schio, ora ricoverata a Trento, le ha affidate a Facebook per il suo Tommaso Carollo, una delle 4 vittime accertate. Sto malissimo ma sono viva, grazie a tutti di essermi vicino, si legge in un secondo messaggio. E nell'ultima conferenza stampa, come sapete, è stato accertato che le vittime salgono a 9, restano 5 le persone reclamate e sono tutti veneti. Oggi le vittime accertate salgono a 9, quindi abbiamo 2 vittime in più rispetto a ieri. Di queste 4 sono riconosciute dai familiari e 5 non identificate. Il fatto che oggi ci siano stati questi ritrovamenti dimostra che
nulla è lasciato al caso, che si sta facendo tutto il possibile, come è stato detto nei giorni scorsi, per cercare di trovare queste persone. La strategia utilizzata si è dimostrata quella giusta ed efficace finora messa in campo. Sono stati appunto localizzati questi ritrovamenti con l'ausilio dei droni, dei vigili del fuoco e successivamente è stata fatta appunto un'operazione di recupero. È stata composta una squadra di recupero interforze da tutti gli enti che partecipano al soccorso. Questo dimostra la sinergia che si è creata in questa occasione ed sono state appunto recuperate queste salme, 2 salme. Ci siamo trovati, ci siamo organizzati per domani mattina, molto presto, per fare un'attività di ricerca a vista di persona con squadre a terra nella parte appena sottostante a quella del ritrovamento odierno. Garantiremo per questa operazione tutta la sicurezza possibile, anche con l'ausilio, come già detto, di tecnologia a monte, vicino al pezzo di ghiacciaio ancora rimasto pendente, e con un monitoraggio e una comunicazione per un eventuale movimento di quel pezzo pendente immediata. Veniamo adesso agli aggiornamenti proprio in tempo reale, aggiornamenti live. Altra attrezzatura tecnica verosimilmente riconducibile a persone date attualmente per disperse è stata ritrovata questa mattina, poco fa, in Marmolada dai soccorritori impegnati dall'alba di questa mattina nelle operazioni sui detriti del seracco crollato domenica. La notizia ci arriva dall'ANSA, una squadra interforze altamente specializzata ha infatti condotto un sopralluogo vista e udito per cercare eventuali tracce non ancora individuate dai frequenti sorvoli di droni ed elicotteri. Dopo un briefing questa mattina alle 5 gli operatori si sono spostati sulla montagna dove stanno ancora operando. Si tratta di un intervento particolarmente rischioso dato che una parte della calotta interessata dal disastro grava ancora sul pendio sottostante. Si sta intervenendo anche con i cani, questa notte ha piovuto, quindi il terreno è stato pulito da polvere e pietrisco, la temperatura si è abbassata, il cielo è terso, non c'è vento. È atteso per il pomeriggio l'arrivo a Canazei in Trentino della Presidente del Senato Maria Elena Alberti Casellati e in mattinata in Val di Fassa anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Queste le notizie, gli ultimi aggiornamenti, quindi lo ripetiamo, insomma sono stati ritrovati dei resti e quindi nelle operazioni per il monitoraggio e per la ricerca sono stati trovati dei detriti, si sta operando senza sosta per continuare a mantenere viva la speranza e soprattutto a mantenere viva la macchina dei soccorsi e del recupero di tutto quello che può essere riconducibile tragicamente a salme o a persone superstiti e quant'altro possa essere utile e necessario per l'identificazione delle persone o scomparse o tragicamente decedute. Noi andiamo avanti, continuiamo a parlare di questo dramma affidandoci adesso a un post, un ricordo commosso del padre di Nicolò. Ti dobbiamo un favore, scrive, quello di ricordarti così, risoluto nella tua vocazione tra queste rocce, ora felice per sempre. Questo è il ricordo che il papà di Nicolò Zavatta, appunto il 23enne che risulta ancora disperso in Marmolada, ha voluto affidare ai social.
Una presa di coscienza, un ritratto del figlio nel post di Michele Zavatta, padre di Nicolò, il 22enne di Barbarano Mossano, il più giovane dei dispersi della tragedia della Marmolada. Ha condiviso una foto del suo ragazzo sul gruppo Facebook Dolomitici, di cui il giovane faceva parte, in cui si legge: 22 anni e il sogno di un vero alpinismo ti hanno portato sui fianchi della regina, in riferimento alla Marmolada dove si trovava. Non era la vetta la tua destinazione, ma qualcosa di più grande, aggiunge il padre. Un corso di sicurezza e salvamento in Crepaccio insieme alla guida alpina Paolo Dani, 52enne di Valdagno, tra le vittime accertate. Ti dobbiamo un favore, conclude il papà, quello di ricordarti così, risoluto, nella tua vocazione tra queste rocce, ora felice per sempre. E a ricordare Nicolò e le sue tante attività sono i concittadini, il sindaco Pretto, vicino alla famiglia. Conosciutissimo, un ragazzo molto dinamico, faceva parte della parrocchia, dei gruppi parrocchiali, amante della musica, suonava in una band locale, per cui era un ragazzo molto che si faceva molto voler bene Nicolò, e quindi veramente ha lasciato un vuoto importante. Nicolò, che risulta ancora tra i dispersi, i genitori l'altro ieri erano a Canazei per il prelievo del DNA, strumento che viene utilizzato per il riconoscimento nei corpi straziati. Nuovi ritrovamenti risalgono a ieri. Insieme a Nicolò c'era l'amico Riccardo Franchin, anche lui di Barbarano, che è riuscito miracolosamente a salvarsi dalla valanga di ghiaccio e roccia ed è ricoverato all'ospedale di Trento. Mi ha colpito sì perché due giovani ragazzi, fatalità presenti sul posto, due amici poi, due ragazzi che erano appassionati di montagna, che pensavano di godere di una giornata piacevole a quelle altitudini, ed entrambi coinvolti in questa tristissima vicenda. Siamo tutti senza parole. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, torniamo con tante altre notizie, tanti aggiornamenti, una finestra costantemente aperta su tutto ciò che sta succedendo in Marmolada, ma poi c'è tanta altra cronaca di cui parlare, i nostri approfondimenti, la pagina della sanità, l'emergenza siccità, insomma tanti buoni motivi per stare insieme, per stare collegati con noi. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG. Ebbene, continuiamo con gli aggiornamenti live minuto per minuto dalla Marmolada. Vi confermiamo che i 14 operatori con 2 cani della Guardia di Finanza specializzati sono rientrati a Canazei al termine delle operazioni di ricerca via terra nell'area interessata dal distacco del ghiacciaio. Tutto questo è successo poco fa. Nel corso delle ricerche ci sono stati, come vi dicevamo, dei ritrovamenti organici e di materiale tecnico. Il tutto è stato recuperato, trasportato a valle e consegnato per le analisi. Coinvolti nelle operazioni il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con 2 unità cinofile, il Centro Addestramento Alpino di Moena della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco di Trento e il Soccorso Alpino dell'Arma dei Carabinieri. Dunque operazioni di ricerca e di salvataggio che non si interrompono, continuano incessantemente. Questi gli ultimi aggiornamenti. Adesso continuiamo a parlare di Marmolada, continuiamo ad approfondire tutti gli aspetti di questa tragedia con Gianpietro Lago, che è il comandante dei RIS di Parma, che ci spiega ai nostri microfoni come stanno avvenendo le attività di identificazione svolte dall'equipe di esperti. Vi abbiamo visto al lavoro oggi, un lavoro certosino, quello che spetta alla vostra specialità. Sì, come si diceva, si tratta di un lavoro paziente, da un punto di vista tecnico non ci sono difficoltà particolari, i reperti sono in condizioni necessariamente, come dire, non anatomiche, dico da un punto di vista biologico non particolarmente degradate, per cui non ravvediamo grosse difficoltà dal punto di vista analitico.
serve grande metodo e come dire, capacità di eseguire con rigore i protocolli per quanto riguarda la catalogazione e l'acquisizione dei prelievi. Per i tempi, l'abbiamo detto, saranno comunque relativamente brevi. Saranno brevi, ovviamente siamo legati all'acquisizione dei campioni. Tempi brevi e anche in questo caso vi diamo un aggiornamento flash, i primi risultati stando ad alcune indiscrezioni dovrebbero arrivare già domani, quindi veramente Risti Parma e l'intera macchina dei soccorsi che lavora diciamo senza sosta, con ritmi davvero sostenuti per poter dare risposte, per poter dare anche chiarimenti su tutto quello che è successo e chiaramente su tutti gli sviluppi eventuali della vicenda. Noi continuiamo, restiamo lì in zona, diamo adesso la parola al presidente della provincia di Trento che annuncia per sabato lutto in tutta la valle. La dimostrazione del lavoro di oggi fatto con i droni che ha portato al ritrovamento di questi due corpi significa che il sistema che noi avevamo sempre detto utilizziamo i più moderni sistemi tecnologici ha portato a dei risultati. Va detto anche che l'identificazione sul campo è stata fatta dai droni, ma poi sul campo sono andate le persone, cioè gli uomini del soccorso alpino, a recuperare i corpi, ed è stato fatto in una situazione anche di rischio. Questo a dimostrazione che il sistema della protezione civile trentina, in collaborazione con la protezione civile nazionale e tutti gli organi dello Stato, oggi sono qui i RIS, dimostrano che ce la stiamo mettendo tutta per cercare di ritrovare queste persone. C'è anche molta riservatezza, voi continuate, no, a garantire la riservatezza per tutelare anche i familiari, soprattutto i familiari delle vittime e degli scomparsi, dei dispersi di cui tuttora non si sa nulla. Come voi avete notato, questa è stata una scelta che abbiamo fatto fin dall'inizio, magari anche arrivando dopo certe fughe di notizie che oggettivamente poi è normale che anche ci siano, voi conoscete bene il tema, però noi mettiamo in primis la sensibilità delle famiglie, dei cari di queste persone e anche il rispetto, e quindi diamo le informazioni quando siamo certi di poterle dare nei confronti dei familiari e quando sono informazioni sicure. Poi ci sarà questa giornata di lutto che coinvolgerà tutta la Val di Fassa, sabato. Sì, sabato ci sarà la messa col Vescovo di Trento e col Vescovo di Vicenza, una dimostrazione di un territorio, la Val di Fassa, il territorio trentino, che si stringono attorno ai parenti e alle vittime. Un articolato sistema di monitoraggio del territorio, un progetto unico al mondo. L'assessore regionale Bottacin rilancia una proposta già avanzata tempo fa al governo, auspicando che venga finanziata con i fondi del PNRR. L'acronimo è PIMOT e sta per Piattaforma Intelligente di Monitoraggio del Territorio. A presentarne il progetto al governo, ancora a fine 2020, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ne è anche l'ideatore. L'obiettivo è quello di mettere insieme tutte le reti di monitoraggio che già esistono, penso per esempio alla portata dei fiumi, piuttosto che la qualità dell'aria, piuttosto che pochi sanno che noi abbiamo il monitoraggio di tutto il territorio del Veneto da satellite, per verificare gli spostamenti appunto dei suoli, e implementarlo con altri strumenti che poi a loro volta vengono integrati con applicativi. Tutto questo messo insieme e fatto parlare, avvalendosi anche di intelligenza artificiale e modalità di autoapprendimento, sarebbe uno strumento assolutamente potentissimo, in grado di controllare tutto E in questo modo consentire a chi amministra il territorio di prendere delle decisioni non solo per stabilire che priorità dare alle opere da realizzare, ma anche per intervenire in caso di condizioni che possano presupporre un rischio. Non è detto, aggiunge Bottacin, che nel caso della Marmolada sarebbe stato efficace, un distacco improvviso come quello di domenica non è prevedibile, ma è possibile riconoscere le condizioni complessive in cui determinati fenomeni si verificano. Il Veneto ha già diversi strumenti operativi.
Stiamo utilizzando strumenti simili a quelli che l'Università di Firenze sta montando proprio sulla Marmolada per monitorare la parte del ghiacciaio che non si è ancora distaccata e verificare appunto se è possibile intervenire via terra con i soccorsi. Ecco, lo utilizziamo per esempio sulla frana di Perarolo di Cadore, in modo da tener conto sia dei movimenti lenti che dei movimenti più rapidi. La proposta avanzata dall'assessore Veneto al governo è quella di finanziare la concretizzazione di questo progetto, che ha già incassato il sostegno del capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e del mondo accademico con i fondi del PNRR. Abbiamo fatto questa proposta al governo, e cioè di finanziarlo, di verificarlo come progetto pilota in Veneto e poi, se viene rilevata la sua efficacia, di eventualmente estenderlo a tutto il territorio nazionale. Abbiamo fatto una pianificazione pluriennale perché ci sono dei costi iniziali che possono essere più alti e poi dei costi di gestione, ed è un progetto che vale alcune decine di milioni di euro sul medio e lungo termine. E rimangono stabili le condizioni del trentenne di Fornace, in provincia di Trento, ricoverato al Cafoncello. La notizia che Davide Carnielli è vivo ha fatto dire al sindaco: abbiamo ricevuto una grazia. La situazione è comunque delicata, ma c'è stato veramente un qualcosa di miracoloso. Da Fornace, comune alle porte di Trento, il sindaco Mauro Stenico non esita a parlare di miracolo per la vita risparmiata dal crollo in Marmolada del trentenne Davide Carnielli, che è anche consigliere comunale nella sua comunità. Dato per disperso, poi il timore che fosse addirittura tra le vittime, infine il riconoscimento in ospedale grazie alle foto che il governatore Zaia ha fatto scattare dai sanitari mostrandole ai familiari. I piedi, un orecchio, i genitori hanno ritrovato Davide, un caso risolto, ha sottolineato oggi Zaia, bypassando la privacy, e che ha ridato speranza alla famiglia e alla comunità, in cui il giovane a livello amministrativo si è concentrato sulla valorizzazione dei percorsi a piedi e in bicicletta rivolti ai turisti. Il sindaco è in continuo contatto con la famiglia. L'ultimo contatto è stato che ho avuto con i familiari direttamente ieri sera. Certo, la notizia del suo riconoscimento è stata una notizia di giubilo per tutta la comunità e anche per l'amministrazione comunale di Fornace, di cui lui fa parte come consigliere, fra l'altro, e bisogna in questo momento rimanere in attesa. Ricoverato nella rianimazione della neurochirurgia, il quadro clinico di Davide è complesso ma stabile. Siamo tutti vicini a Davide, alla famiglia, e siamo vicini con la preghiera soprattutto, perché speravamo fin dal primo momento in un miracolo. Una grazia qui c'è stata, perché non mi sento di esprimerlo con altre parole, e attendiamo il suo ritorno in Consiglio Comunale. Il posto suo ovviamente c'è, verrà conservato, e che passi un mese, che passi un anno, che passino 6 mesi, questo non ha nessuna importanza. Non appena sarà pronto possiamo accoglierlo volentierissimamente fra di noi e con grande felicità. Piccolo break pubblicitario adesso, torniamo fra poco con tanti altri aggiornamenti, tante altre notizie. Restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, sono quasi le 12:30, siamo in diretta e lo saremo per un'altra ora per continuare a tenervi informati e aggiornati su tutto quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio. Noi continuiamo adesso a parlare della tragedia della Marmolada con un intervento, con un servizio importante e uno spunto di riflessione, perché la chiamano psicologia dell'emergenza. È un supporto importante. Nei giorni scorsi ne avevano parlato e ne abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Ebbene, una nostra collega, Tiziana Bolognani, ha incontrato una professionista dell'Associazione Psicologi per i Popoli. Vediamo tutto nel prossimo servizio. 「 Vediamo tutto nel prossimo servizio.
Ilaria è una psicologa dell'associazione Psicologi per i Popoli. Sono qui a titolo dell'associazione, non personalmente, e questa associazione di psicologi dell'emergenza sta svolgendo e svolge da sempre un lavoro eccellente, ma un lavoro delicatissimo e dolorosissimo, proprio per andare incontro a questi lutti così improvvisi, così drammatici, così tragici, è vero? Esattamente, questo è proprio il nostro compito, è quello in un certo senso di fare un po' quello che fanno in pronto soccorso, no? Quando arriva un'emorragia, una frattura, eccetera, si fa il primo intervento di modo che poi dopo la cicatrice possa rimarginarsi nel modo migliore possibile. Quindi possiamo dire che il vostro lavoro è una sorta di triage? Una sorta, sì, disinfettiamo anche, cerchiamo di disinfettare anche un po' il dolore che si è accumulato in questi giorni. E la situazione è una situazione straordinaria e quindi stare male in una situazione straordinaria è abbastanza normale, però è ovviamente normale, però insomma c'è modo e modo di accompagnare le persone a superare questi momenti difficili, e il nostro servizio, il nostro lavoro è quello appunto di cercare di fare in modo che questo trauma, questo dolore, questa sofferenza traghetti in una situazione di ritorno a una normalità nel modo migliore possibile, insomma. Ecco, quando ci sono tragedie del genere, ma anche banalmente quando muore un nostro caro, normalmente si ripete, no? Si usa dire che è necessario elaborare il lutto, ma quanto ci vuole, che cosa significa elaborare un lutto? Significa fare in modo che la relazione con questa persona che non c'è più diventi una relazione di tipo diverso piano pianino, no? E ogni persona ha i suoi tempi, ha i suoi modi, ha le sue esigenze, c'è chi lo vive in un modo, c'è chi ha dei tempi, c'è chi ne ha altri. Noi chiaramente cerchiamo di fare in modo che questa elaborazione possa avviarsi nel miglior modo possibile, insomma saranno tempi lunghi, sono tempi lunghi e non sono tempi definiti, fanno parte un po' della storia, delle caratteristiche e delle esigenze e del legame che ogni persona aveva con le persone che ha perso, insomma. Quando materialmente non c'è un corpo su cui piangere, un corpo da poter riabbracciare, è ancora più difficile. È molto difficile, sì, perché l'essere umano ha necessità tutte le culture, tutte le tradizioni hanno dei riti di sepoltura, e ognuno ha la sua maniera, però in qualche modo ogni cultura ha il suo modo di accompagnare il corpo materiale, diciamo così, quello che è al di là o chi per esso, insomma, no? E quindi è molto complessa, è una situazione molto, molto complessa. Senta, in situazioni come queste, ma anche in altre che abbiamo avuto occasione di osservare, la rabbia è probabilmente il sentimento principale, oltre allo sconcerto? È una fase. C'è la fase del non crederci, c'è la fase della rabbia, c'è la fase del piano piano ritornare a ricostruire, a rivedere le cose con distanza in maniera diversa, è un passaggio che può essere reale, insomma, ecco, può essere che... Ilaria, le faccio anche una domanda personale, perché poi io chiedo a lei, no? Che entra in contatto proprio per professione con questo enorme dolore che è inspiegabile, quando torna a casa, cioè quando si ritorna a casa, che cosa ci si porta dentro allo zaino? Allora, innanzitutto noi siamo volontari, siamo una squadra, siamo più squadre, perché da domenica abbiamo ruotato, abbiamo fatto turni, abbiamo avuto i nostri momenti di incontro e di confronto, e quindi questo è essenziale, perché noi sulla maglia portiamo uno stemma, siamo a nome della Protezione Civile, siamo a nome dell'associazione, non siamo qua ognuno singolarmente, siamo un gruppo, e quando siamo qui comunque con tutto il gruppo
che è a casa, che sostiene, che se c'è bisogno si può chiamare. Alla fine delle nostre giornate ci sono dei momenti di, diciamoli così, di debriefing, e poi anche ci sono dei momenti poi successivi all'evento di rielaborazione di tutto quello che abbiamo fatto, e questo è essenziale, Poi non dimentichiamo che siamo comunque tutti psicologi professionisti, e quindi abbiamo studiato, abbiamo delle strategie, abbiamo delle tecniche per poter non farci travolgere da queste cose qua, anche se sono dolori immensi. Non dico che non ci travolgono, però cerchiamo di fare in modo che non prendano il sopravvento, e cerchiamo di fare in modo di essere sempre pronti per tornare a lavorare, per tornare operativi, e cerchiamo di accorgerci quando non ce la facciamo, di non intervenire. E allora noi lasciamo sempre aperta una finestra costantemente per tutti gli aggiornamenti sulla Marmolada. Adesso però andiamo avanti con la cronaca e ci colleghiamo con la nostra collega Valentina Visentin in compagnia dell'assessore allo sport Diego Bonavina, perché insomma a Padova c'è un po' di maretta, c'è stato sul tema dello stadio Euganeo un problema con il ritardo in alcuni lavori della curva, e insomma c'è stato anche uno striscione dei tifosi, ma ci racconta tutto Valentina Visentina, a cui cediamo la linea. Sì, buongiorno Alex, in effetti nella notte è comparso uno striscione all'esterno dello stadio Euganeo, i tifosi, gli ultras protestano per il ritardo nella chiusura dei lavori della curva sud, ma insomma non è che è così semplice in questo periodo portare avanti un cantiere, e la risposta ce la dà l'assessore allo sport Diego Bonavina, che ha seguito fin dall'inizio tutti i lavori per la sistemazione della curva sud dell'Euganeo. Sì, buongiorno. Certamente non è una cosa piacevole, ovviamente, visto anche il percorso che è stato fatto fino a ieri, così assieme ai tifosi, per cercare di rendere più bello possibile questo stadio. Capisco che ci possa essere un po' di impazienza, capisco anche che ci possano essere delle perplessità, perché effettivamente il ritardo è consistente. Io quello che voglio dire e che voglio rassicurare soprattutto è che da parte mia non c'è mai stata nessuna mancanza di rispetto, non c'è nulla di tutto quello che leggo scritto in quello striscione. C'è però un problema mondiale di caro materia. C'è un problema che soltanto aprendo qualsiasi tipo di giornale, non solo specialistico, guardando qualsiasi telegiornale, si vede quello che sta succedendo nel mondo, non a Padova, non per il cantiere dello stadio Euganeo. Ci sono delle problematiche che sono legate a queste maledette materie prime che non ci sono, e ovviamente essendocene poche sono aumentati di prezzi in una maniera incredibile. Come amministrazione comunale abbiamo iniziato un progetto, lo porteremo sicuramente a compimento. Questo comporterà chiaramente un aumento delle spese, perché questi aumenti delle materie prime devono essere coperti. Sul punto, come amministrazione, ci stiamo lavorando tanto, c'è grande disponibilità da parte dell'amministrazione comunale. Il progetto verrà portato a compimento, questo lo garantisco, perché questa è la ferma volontà. Sul ritardo nei lavori, onestamente, io più di dire quella che è la realtà non posso dire altro. Adesso a questo punto mi verrebbe quasi da pensare che sarebbe meglio star zitti e cominciare a far vedere sul campo le cose che devono essere fatte. Questo lo faremo, ribadisco ancora una volta, non posso urlarlo, ma lo dico con fermezza, che i lavori dello stadio verranno completati. E con questo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin, grazie all'assessore. Noi rientriamo in studio, continuiamo con la cronaca, restiamo in zona, restiamo a Padova, perché si chiama Monica Zini, la vittima dell'incidente avvenuto martedì sera a Padova.
È Monica Zini, psicologa di 52 anni, residente nel quartiere Arcella, la vittima dell'incidente che è avvenuto martedì sera lungo il cavalcavia Dalmazia a Padova. Pubblicità, La donna Renzo. rinsella il suo scooter quando all'improvviso si è scontrata frontalmente con un'auto che proveniva dal senso opposto. Monica Zini, originaria del Vicentino, da anni viveva a Padova, è morta sul colpo per le ferite riportate dopo essere stata sbalzata sull'asfalto. L'incidente mortale è avvenuto a pochissimi chilometri da casa sua. La polizia locale sta cercando di ricostruire le cause dello schianto. Alla guida dell'auto che si è scontrata con lo scooter della 52enne c'era un 54enne padovano rimasto leggermente ferito. L'uomo è stato sottoposto ad alcol test ed esami del sangue e si attendono i risultati. Monica Zini è l'ennesima vittima della strada. In 20 giorni sono 7 le persone morte in sella alle 2 ruote tra città e provincia. Noi adesso ci fermiamo per un'altra piccola pausa, torniamo subito con tante altre notizie e con tutti gli aggiornamenti sulla Marmolada. C'era i canali, poi c'era Pellizzari, il sindaco e poi questo. Mi pareva che fosse così. Ancora. Ben ritrovati a Focus TG, continuiamo con la cronaca dal nostro territorio per tenervi aggiornati su tutto quello che è successo e quello che sta succedendo in Veneto. Ci spostiamo a Vicenza dove un ladro tenta di scardinare la porta d'ingresso di un condominio in piena notte e la polizia arresta un pregiudicato straniero. È notte a Vicenza, al 113 arriva l'allarme. Viene segnalato che un personaggio, dopo essersi aggirato in modo sospetto nella zona di via Scalcerle, ha iniziato a cercare di scardinare la porta d'ingresso di un condominio. Gli agenti delle volanti si precipitano sul posto e individuano il malvivente che non oppone resistenza e bloccato viene portato in questura. Perquisito, gli vengono trovati addosso diversi arnesi atti allo scasso. Il giovane, un 19enne della Moldavia, con molti precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, viene dichiarato in arresto. Al termine del giudizio per direttissima, il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha rimesso in libertà il malvivente applicando la misura cautelare dell'obbligo di firma in questura. Cadono calcinacci dal cavalcavia, ha firmato un'ordinanza di chiusura della provinciale 92 a Varago di Maserada fino a lunedì. Fino a lunedì la provinciale 92 a Varago di Maserada rimarrà chiusa in entrambe le direzioni, questo per mettere in sicurezza il transito di auto, cicli e pedoni. Ieri da questo cavalcavia si sono staccati dei calcinacci, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco per verificare l'intera struttura. Non sono emerse criticità strutturali sull'opera e quindi non vi è un problema di sicurezza per il suo utilizzo. Vi è da mettere in sicurezza eventuali transiti oggi di auto piuttosto che pedoni o cicli, distaccando, facendo il disgaggio delle parti ammalorate e poi provvedere alla rimessa in pristino. Appena abbiamo saputo la notizia, siamo intervenuti immediatamente, ha spiegato il presidente Marcon, e gli addetti ai lavori si sono messi già in moto per sistemare l'opera. Il distacco di queste velette laterali al ponte sono dovute ad una causa chiara, il tempo.
Mi dicono che la causa è la ruggine che si forma sui ferri laterali, che non compromette, ribadisco, l'integrità della struttura, ma gonfia e fa scoppiare i rivestimenti cementizi. I ponti sono costantemente monitorati e controllati, continua il presidente della provincia. Dopo la tragedia del ponte Morandi era stata fatta un'indagine sulla salute delle strutture in provincia di Treviso. Non sono emerse criticità in alcun ponte, in alcuna infrastruttura della provincia di Treviso, cose che succedono e sulle quali insomma stiamo intervenendo. Certo, continua Marcon, fondamentale è provvedere alla manutenzione. Sono cose che succedono nel ciclo di vita di alcune opere, poi bisogna fare delle manutenzioni. Forse avere avuto le opportunità di avere qualche risorsa in più nel passato ci avrebbe consentito di intervenire in prevenzione e non in emergenza, così è. Se i lavori dovessero terminare prima di lunedì, la provinciale verrà riaperta. E adesso un gravissimo gesto ad opera di ignoti che si è verificato nella notte a Mussolente. Un albero cade su un'auto in corsa, ferita una donna. La pianta era stata segata per provocarne il crollo. 2 grosse piante tagliate appositamente, la prima si è schiantata su un'auto con a bordo una giovane donna, la seconda a 1,5 chilometri di distanza è finita sulla strada. È un giallo quello che è accaduto nella notte, poco prima delle 3, tra via Vittoria a Mussolente in provincia di Vicenza e poi nel Trevigiano in via Cabembo a San Zenone degli Ezzelini. Con una motosega ignoti hanno di fatto voluto impedire il transito in quel tratto di strada e sui motivi stanno ora indagando i carabinieri. L'obiettivo potrebbe non essere l'auto, una Mercedes classe B. Chi ha agito potrebbe aver voluto bloccare la circolazione per compiere una qualche azione criminosa a cui poi ha dovuto rinunciare. Sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al SUEM 118 per soccorrere la donna ferita e accertare che la pianta era caduta per un taglio volontario eseguito con una motosega. Un punto pericoloso essendo in prossimità di una curva e infatti la malcapitata transitata di lì in quel momento si è vista l'auto pesantemente danneggiata. La strada è rimasta chiusa alla circolazione fino alle 6 del mattino. Si fanno il bagno nudi nel cimitero, guardate cosa è accaduto a Piazzola. Tra tombe e vasi di fiori in pieno giorno hanno pensato bene di fare un bagno in cimitero. La scena è avvenuta sotto gli occhi allibiti di una cittadina di Piazzola sul Brenta che si era recata a pregare al Camposanto di Isola Mantegna. La signora ha fotografato la scena, divulgata poi sui social. Nell'immagine si vedono 2 uomini, uno dei quali completamente nudo, che vicino agli innaffiatoi e ai rubinetti d'acqua si stavano lavando e stavano facendo anche il bucato con tatto di bacinella con abiti in amollo. I 2 uomini sono sconosciuti e tranquillamente incuranti del luogo in cui si trovavano si stavano lavando. Secondo i cittadini non è la prima volta che il cimitero di Isola Mantegna viene usato come bagno a cielo aperto. Il comune invita i residenti a denunciare gli episodi alla polizia locale in modo da poter intervenire, magari posizionando delle telecamere di videosorveglianza. Voltiamo pagina, parliamo adesso di alpini, ecco le dichiarazioni anche condite da non poca stizza, rabbia del numero 1 degli alpini, delle Penne Nere, Sebastiano Favero. Ci hanno infangato per settimane senza prove. Questa, diciamo, la frase più dura del presidente degli alpini dopo che la procura di Rimini ha chiesto di archiviare l'unica denuncia presentata sul caso molestie nel corso della Dunata nazionale. Le Penne Nere non sono disposte a dimenticare in fretta quanto accaduto. È chiaro che noi siamo dalla parte di chi eventualmente viene offeso. Su questo io sono stato chiaro fin dall'inizio, però ecco, dall'altro lato i fatti devono essere fatti. E quando si parla di molestie e quando si parla di certe azioni, quelle molestie e quelle azioni devono esserci concretamente ed essere dimostrate. Non è sufficiente dire senza provare. Quello noi non lo potremo mai e poi mai accettare. I fatti prima di tutto, e i fatti, ribadisce il numero 1 degli alpini, si riducono a una richiesta di archiviazione per l'unica denuncia presentata sul caso molestie alla Dunata di Rimini. Richiesta della stessa procura per l'incapacità di individuare i presunti molestatori in base agli elementi raccolti. Una decisione, quella dell'archiviazione, che spetterà al GIP. Intanto gli alpini vogliono lasciarsi alle spalle una pagina che li ha inevitabilmente danneggiati, ma non sono disposti a dimenticare. E il percorso per querelare chi ha infangato le Penne Nere è ancora in piedi e destinato a proseguire.
chi ha generalizzato, chi ha detto che tutti gli alpini sono ovviamente dei molestatori o piuttosto di peggio, ecco, questo noi non lo accettiamo e non lo accetteremo mai, perché la storia degli alpini sta a dimostrarlo. I nostri 103 anni, che tra l'altro fra 2 giorni compiamo, sono qui a dire cosa gli alpini hanno fatto e cosa gli alpini sono pronti a fare sempre, in ogni caso, quando c'è necessità. Abbiamo bisogno che gli organi di stampa che subito si sono accaniti in questa generalizzazione, ecco, abbiano poi il sacrosanto dovere di precisare e di precisare in modo corretto e chiaro. La correttezza, spiega Favero, è sempre stato il leitmotiv per tutte le adunate del passato e sempre sarà così, ma bisogna distinguere i comportamenti personali, e magari di chi alpino non è, dall'associazione stessa. Noi siamo attenti, è chiaro che non possiamo controllare, perché non è di nostra competenza, ciò che succede diciamo negli spazi di libertà, nei momenti liberi, e chi ovviamente fa queste azioni, perché ripeto, non è sufficiente per dire che uno è dell'Associazione Nazionale Alpini che abbia un cappello alpino in testa. Voltiamo pagina, parliamo adesso dell'emergenza legata alla siccità che è ancora protagonista nonostante i temporali nelle ultime ore. Nel Vicentino sono diversi i sindaci che hanno firmato ordinanze contro gli sprechi dell'acqua potabile e il presidente della provincia lancia un SOS alla Regione Veneto. Siccità spietata, una tempesta perfetta di sole, caldo, afa che distrugge l'ecosistema e l'agricoltura. Secondo il rapporto di ARPAV, la falda a giugno non è mai stata così bassa negli ultimi 20 anni, con un calo del 52% dei millimetri di pioggia rispetto alla media dell'ultimo quarto di secolo. Una crisi ambientale che diventa economica. Il Consiglio dei Ministri concede lo stato di emergenza e stanzia 36 milioni e mezzo di euro per 5 regioni. La maggior parte delle risorse, 20 milioni, vengono assorbite da Emilia-Romagna e Lombardia, 7 milioni e 600 mila euro al Piemonte, fanalini di coda Veneto con 4,8 milioni di euro e Friuli con 4,2. Ora, per trasformare questi fondi in fatti, servono istruzioni. I sindaci del Vicentino, ma anche le categorie economiche colpite dalla siccità, invocano un incontro con la Regione Veneto, un tavolo che oggi la provincia di Vicenza torna a chiedere con forza. Sì, la provincia di Vicenza si è attivata fin da subito con un tavolo anche con le associazioni di categoria, in particolare con quelle dei coltivatori, perché è chiaro che i campi sono quelli che stanno soffrendo tantissimo. Le coltivazioni in particolare con danni appunto ai prodotti naturali del nostro territorio. E con il consigliere veronese abbiamo messo in atto un percorso di condivisione e di confronto con le categorie, abbiamo chiesto un incontro con una lettera che ha firmato il consigliere veronese alla Regione. È importante intervenire sull'emergenza idrica attraverso la Regione, attraverso lo Stato e il Governo che incontrerà la Regione a breve. I comuni del Vicentino devono fare i conti con la scarsità dell'acqua. Diversi sindaci hanno firmato ordinanze per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile agli usi essenziali. Adesso la parola passa alla Regione, che dovrà spiegare come agire per affrontare la più grave siccità degli ultimi 25 anni. Sì, chiaro, è una competenza della Regione, la provincia può solo sollecitare, i comuni ovviamente sono in difficoltà, Viacqua ha una situazione di monitoraggio costante, non dobbiamo aspettare che si aggravi ulteriormente la situazione, quindi bisogna intervenire rapidamente, quindi spero che la Regione risponda a stretto giro. E adesso una notizia tragica arrivata pochi secondi fa, un turista è morto a Venezia questa mattina intorno a mezzogiorno in Campo Sant'Angelo. L'uomo è stramazzato a terra, colpito da un malore improvviso. Si tratterebbe di un turista di giovane età. Noi vi terremo aggiornati su tutte le notizie, tutti gli sviluppi di questa notizia di cronaca nera che ha funestato la mattinata a Venezia. Lo ripetiamo, un uomo, un turista a quanto pare giovane, ha perso la vita, è morto pochi minuti fa a Venezia in Campo Sant'Angelo. L'uomo è stramazzato a terra, colpito da un malore improvviso. Continuiamo adesso a parlare di siccità perché la situazione del fiume Brenta
è davvero allarmante, oramai il fiume è una distesa di sassi, agricoltori preoccupati per le colture. Il fiume Brenta in queste condizioni, lei l'aveva mai visto? Io sono nato qua, ho sempre vissuto a Tese sul Brenta e mai ho visto il nostro fiume, che noi tedaroti la chiamiamo la Brenta, quindi al femminile e non al maschile, in queste condizioni. Ecco, è una desolazione e anche una fonte di preoccupazione. Un deserto di sassi, una distesa arida e polverosa. È ridotto in queste condizioni il fiume Brenta. Sole, caldo, mancanza di piogge, un mix devastante per un paziente già da tempo in sofferenza. D'altro canto, il 2022 si classifica nel primo semestre come l'anno più caldo di sempre, con una temperatura superiore di 0,76 gradi rispetto alla media storica del periodo. Ma è il mese di giugno quello che fa registrare l'anomalia climatica più evidente, con le temperature che si sono portate a più 2,88 rispetto alla media storica. Neppure con il grande caldo del 2003 la situazione era così drammatica. Un po' di acqua c'era, le irrigazioni dei nostri terreni, dei terreni coltivati, era sempre garantita. In questo periodo invece purtroppo il Consorzio Brenta ha dovuto ridurre il periodo di irrigazione, quindi fanno un turno sì e un turno no, con un grave disagio e danno per le nostre colture. Il fiume ha sete, così come le colture agricole. Le precipitazioni sono praticamente dimezzate, una vera e propria calamità per l'agricoltura, con danni per i raccolti sia in termini di quantità che di qualità. Assolutamente sì, perché basta girare un po' per le strade e si vede il grano turco che è appassito e quindi ci sarà sicuramente un calo di produzione abbastanza consistente. Secondo Coldiretti, il caldo infatti impatta anche sulle rese agricole, con cali medi del 30% sia per il mais che per il grano. Un'emergenza che potrebbe trovare risposte con la costruzione di invasi, bacini capaci di trattenere l'acqua da rilasciare poi nei periodi più siccitosi. Ma se ne parla da tanti anni e ancora non è stato fatto nulla, mentre l'ambiente mostra tutta la sua sofferenza. E se, come abbiamo visto, le piogge di questi giorni, di queste ore, non hanno cambiato la situazione, a Padova perlomeno hanno consentito di mettere uno stop alla moria dei pesci. Torna a scorrere l'acqua sulle cascatelle all'altezza del ponte di Sant'Agostino. Era il tronco maestro, il canale che più preoccupava in questa stagione di grande siccità, di grande sete anche per i canali della città di Padova. Tutto questo grazie alle piogge cadute sulla pedemontana. 20 mm d'acqua caduta negli ultimi 2 giorni, un livello salito nei canali della città di circa una ventina di centimetri, anche se resta evidente l'emergenza che stiamo vivendo in questa siccitosa estate 2022. Queste immagini erano state girate dalla nostra redazione all'altezza del ponte di Sant'Agostino sul tronco maestro lo scorso 21 giugno. Giorni caldissimi che hanno causato una grave carenza d'ossigeno, con una moria di pesci che rischiava di sfociare in emergenza sanitaria. I pesci morti, una decina di quintali, sono stati raccolti grazie all'azione di Comune e Provincia. L'ossigenazione dell'acqua è migliore, l'ecosistema ne sta beneficiando, ma prosegue il trasferimento dei pesci a cura della Polizia Provinciale, perché la stagione è solo all'inizio. Un sistema di canali chiuso, quello della città di Padova, che in quest'estate più ancora paga la necessità di garantire l'irrigazione in agricoltura. Per ora si tira un respiro di sollievo. Come fare in modo che il livello dell'acqua necessario ci sia sempre è una questione che richiede risposte a livello infrastrutturale di ampio respiro. Ci spostiamo in provincia di Venezia, a Murano, perché erano state chiuse e sono state riaperte 2 fontane in zone strategiche. Scopriamo il perché. La fontana di Campo San Giacomo a Rialto è spenta. È una delle conseguenze della grave crisi idrica che ha colpito il nostro paese e che ha spinto il comune a spegnere circa il 40% delle 155 fontane presenti a Venezia e isole.
Rimangono attive le fontane vicino alle fermate del trasporto pubblico e lungo i percorsi e i campi di maggior transito. Almeno in teoria, perché a Murano, dice la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Sara Visman, non è andata così. Io avevo presentato un'interrogazione proprio su questo tema, perché 2 fontane che risultano essere su un posto strategico, uno vicino all'imbarco del faro Murano Faro e l'altra vicino all'imbarco Murano Museo, erano state chiuse ovviamente per una valutazione sbagliata. Ho fatto appunto questa interrogazione all'assessora Zaccariotto, che ha risposto e mi aveva assicurato che in pochi giorni sarebbero state riaperte e la cosa è avvenuta. Vista la siccità, risparmiare acqua è un'esigenza e un dovere condiviso da tutti, ma la domanda è se non ci sia la possibilità di attrezzare le fontane perché si possano attivare e spegnere quando serve. Io penso che tecnologie adesso ce ne siano, anche perché se è vero che la questione della rubinetteria, quella diciamo tradizionale, ha incontrato dei problemi per quanto riguarda stagnazione di acqua e anche problemi di paesaggistica, penso che adesso tecnologie magari più avanzate ce ne siano per superare questo tipo di criticità. Attivare e spegnere le fontane a comando potrebbe essere la soluzione definitiva, al di là della situazione attuale, che permetterebbe di evitare i disagi che inevitabilmente si sono verificati in questi giorni. Segnalazioni tantissime per il problema anche degli animali stessi, ma anche dei problemi anche stessi per quanto riguarda la provvigione dei turisti che sono stati costretti a prendere bottiglie d'acqua e di conseguenza a creare anche più rifiuto. Dobbiamo parlare di sanità o mala sanità nei prossimi servizi, poi tanta attualità. Vi ricordo una finestra sempre aperta sulla Marmolada per tutti gli ultimi aggiornamenti, insomma tante notizie ancora da raccontare, da scoprire insieme subito dopo la pubblicità. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, sono le 13:07, questo vuol dire che abbiamo ancora poco più di 20 minuti da trascorrere insieme per portare a casa vostra tante notizie e i nostri approfondimenti. Ebbene, adesso apriamo la pagina legata alla sanità, o come detto alla mala sanità, perché ci spostiamo nell'area dell'ULSS 7, dove disorganizzazione, problemi e disservizi sembrano davvero non finire mai per le migliaia di ore in più lavorate dal personale durante il periodo più complicato del Covid. Non sono ancora stati pagati gli straordinari dall'ULSS 7 a infermieri, operatori e tecnici. E allora scatta lo sciopero, perché la riunione che si è tenuta ieri in prefettura ha visto una fumata nera e allora si sciopera. Migliaia di ore di straordinario non pagate dall'ULSS 7 Pedemontana a infermieri, operatori sanitari e tecnici per il super lavoro svolto durante la pandemia negli ultimi 2 anni causeranno uno sciopero degli straordinari del personale che aderisce al sindacato CUB. L'annuncio è arrivato a margine dell'incontro per un tentativo di conciliazione fra la sigla sindacale e l'azienda che si è svolto in prefettura a Vicenza. Stiamo parlando di decine di migliaia di ore di lavoro straordinario ad oggi non retribuite. All'ordine del giorno, oltre al pagamento degli straordinari, anche una richiesta dei lavoratori di veder pagate le ore in più come previsto dal contratto nazionale, quindi entro l'anno con cadenza bimestrale. Risposte però non ne sono arrivate. Abbiamo ribadito che c'è già un contratto nazionale di lavoro che disciplina l'istituto dello straordinario, che lo straordinario è un credito esigibile e che non serve apparentemente nessun accordo se c'è già lo straordinario svolto. Importante capire se ci sono i fondi per liquidarlo. Ecco, e su questo punto non abbiamo ricevuto risposte. Davanti alla posizione dell'azienda diretta da Carlo Bramezza e in assenza di risposte alle rappresentanze dei lavoratori, la reazione è durissima. Davanti a queste non risposte, a questi se e questi ma, a un tavolo sindacale che esclude la RSU, al momento alla RSU non è stato consegnato questa ipotesi di accordo fantomatica,
Noi abbiamo preferito mantenere lo stato di agitazione e proclamare subito lo sciopero dell'orario straordinario. Aprire un tavolo per pagare degli straordinari che dovrebbero invece essere garantiti a norma di legge, a conti fatti, appare secondo il sindacato come una grave forzatura. Soprattutto su una questione del genere non serve il tavolo, basta solo la volontà politica di pagare quello che è dovuto ai lavoratori. Un commento su come si sta comportando l'ULSS 7? Su questo ambito qua purtroppo a nostra conoscenza è la peggiore, cioè abbiamo esordito dicendo che non esiste a nostra conoscenza nessun posto di lavoro dove non si pagano gli orari straordinari con un arretrato di 2 anni, ecco, neanche nella peggiore delle cooperative. Parole che pesano come macigni sull'ULSS 7 e le risposte continuano a non arrivare. ULSS 7 definita per quanto riguarda quest'ambito la peggiore, ma le segnalazioni sulle disorganizzazioni, sulle problematiche all'interno dell'azienda ospedaliera della Pedemontana scatenano reazioni e dibattiti forti anche durante le discussioni, durante i talk serali, come durante l'ultima puntata di Focus. Vediamo. Vi ricordate la segnalazione del nostro telespettatore che raccontava in un servizio andato in onda nel TG di Bassano di Rete Veneta di essersi trovato a dover pagare una prestazione dell'ULSS 7 ancora da eseguire? Bene, quel servizio ha causato una levata di scudi durante il talk serale della nostra emittente. Sentite cosa ne pensa il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari. Quello che mi manda veramente in bestia è quando, parlando anche di diagnosi, quindi di prevenzione, quindi evitare futuri ricoveri che sono costi in più e aggiuntivi per la sanità pubblica, mi trovo magari visite specialistiche prenotate a 6 mesi, ma se paghi vai domani nello stesso ospedale con lo stesso operatore sanitario. Ecco, queste sono cose che da veneto e da amministratore, ma anche da cittadino normale, io non tollero più, non posso tollerare, perché allora vuol dire che discriminiamo già da chi può e da chi non può. Eppure dal Consiglio regionale arriva una richiesta di chiarimenti nei confronti dell'azienda sanitaria bassanese. Trovo molto strana la richiesta di un pagamento per una prestazione, diciamo, non effettuata, e questa, voglio dire, deve essere oggetto di un chiarimento. Parliamo adesso di Covid, tematica chiaramente legata alla sanità, Covid e rimborsi. 44 denunciati dalla Guardia di Finanza di Vicenza perché hanno percepito oltre 1.300.000 euro di aiuti statali senza averne diritto. Contributi Covid incassati durante il periodo della pandemia attraverso dichiarazioni irregolari. Si tratta di contributi legati alle misure di sostegno Covid. Nello specifico, l'attività della Guardia di Finanza di Vicenza ha consentito di accertare una frode complessiva per oltre 1.700.000 euro, con un'illecita percezione di sussidi statali per oltre 1.300.000 euro. L'erogazione di quasi 450.000 euro di contributi indebitamente richiesti ma non ancora riscossi invece è stata tempestivamente bloccata dai finanzieri. La Guardia di Finanza, al termine di un lavoro durato mesi, ha denunciato 44 persone riscontrando 87 casi di illecita percezione di contributi a fondo perduto. Tra le aziende segnalate alla Procura Berica, imprese di volantinaggio, di fabbricazione e commercio di mobili, di lavorazione di legname, ma anche bar, gelaterie, attività di imballaggio e di confezionamento, di lavorazione orafa e un barbiere. I controlli hanno interessato quasi tutto il territorio della provincia, da Vicenza a Bassano, ai principali comuni come Schio, Tiene, Asiago, Marostica, Rosà, Cornedo Vicentino, Due Ville, Sandrigo, Altavilla Vicentina e altri. E a proposito di Covid, superano ancora il tetto dei 10.000 casi di nuovi contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Per l'esattezza, i contagiati, il delta dei positivi, quindi quelli che sono stati intercettati nelle ultime 24 ore in Veneto e trovati positivi al Covid, sono 10.052 rispetto ai 10.745 della giornata di ieri. Sono
8 le vittime che portano il dato complessivo dall'inizio della pandemia in Veneto a 14.845 morti. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia in Veneto ha superato il 1.900.000, 1.916.895. Cresce anche il numero dei positivi, attualmente positivi in Veneto, che supera di poco i 93.000 casi attualmente appunto positivi. Sale anche il numero dei pazienti ricoverati in area medica, quella non critica, quindi non in terapia intensiva, che sono 828, e quelli invece in terapia intensiva 41, quindi più 5 rispetto a 24 ore fa. E a proposito di Covid che torna a fare paura, i numeri parlano chiaro. Sentiamo cosa ne pensano i bassanesi. Una curva, quella dei contagi da Covid, che torna a spaventare, e dietro a questa impennata c'è probabilmente Omicron 5, sottovariante particolarmente contagiosa, che sta portando giorno dopo giorno ad una rapida risalita della curva epidemica. Credo che tornerà anche piuttosto grave, non per morire ma per essere infettati, perché adesso abbiamo mollato tutto, siamo italiani, perciò non guardiamo a niente, diciamo va bene, adesso apriamo tutto e chi se ne frega, ma è questa la storia. Penso che a settembre, dopo le vacanze, poi tutti si ammasseranno sulle spiagge, dopo le vacanze ci sarà una bella infezione, non certo di morti, ma comunque già ieri mi pare siano 60 morti e non sono pochi. Guardi, noi giriamo con la mascherina e abbiamo le 3 vaccinazioni e non è che non ci faccia paura, abbiamo una certa età, ovviamente ci fa paura. Continuerà ancora, perché l'ambiente che è molto degradato. Vediamo tanto sporco in giro, quello fa paura perché per esempio adesso col caldo, i germi, i batteri, ce ne saranno ancora di più. Aumenteranno sicuramente i casi, anche perché c'è più gente in giro, c'è più promiscuità, c'è più gente che non ha più, diciamo, le attenzioni che aveva prima, quindi né mascherine né distanziamento, e quindi credo di sì che torneremo. Lei ha paura? No, proprio per niente. Secondo me si ritorna, però è importante fare i vaccini, li abbiamo fatto il terzo, se c'è da fare il quarto, faremo anche il quarto. Lei ha paura a tornare ai numeri di un anno fa? Anche no. Chiudiamo la pagina della sanità, torniamo a parlare di cronaca. In questo caso è una notizia, una storia a lieto fine per 3 cuccioli di gatto abbandonati lungo il fiume Brenta e salvati da 3 ragazzini. Abbandonati sulle rive del Brenta e salvati da 3 ragazzini che stavano facendo una passeggiata, 3 piccoli gattini sono stati recuperati mentre, sveniti dal caldo e provati dall'assenza di acqua e cibo, miagolavano disperati lungo l'argine a Vigo d'Arzare. Il richiamo flebile è stato sentito da 3 ragazzini che non hanno esitato un istante e hanno salvato questi piccoli batuffoli che qualcuno senza cuore aveva abbandonato lungo il fiume. I ragazzi hanno allertato la polizia locale, arrivata sul posto insieme all'assessore all'ambiente Alessandra Bergamin, che ha ringraziato i 3 piccoli cittadini per il loro senso civico. Dopo essere stati messi al riparo, i micetti sono stati affidati alle cure di una volontaria del comune che si occupa delle colonie feline. Chi volesse adottare uno dei cuccioli può contattare la polizia locale di Vigo d'Arzare. Degrado, droga, baby gang, i residenti dell'Arcella a Padova chiedono un presidio di forze dell'ordine. Purtroppo alcune baby gang, soprattutto quelle più piccole, è tornata e già sta dando parecchi fastidi, soprattutto in particolare agli anziani, che in qualche modo magari si oppongono agli schiamazzi notturni oppure allo spaccio. Tra gli episodi segnalati dai residenti di Via Dupré anche alcune intrusioni con furto negli spazi sociali utilizzati dalle associazioni per il doposcuola. Fabio Gentilin, portavoce del Comitato San Gregorio, spiega che le intrusioni delle baby gang in quartiere sono riprese. La scorsa settimana in Piazza della Vecchia i residenti avevano visto spacciatori abituali girare con una katana e dei coltelli erano stati abbandonati nelle aree verdi vicino ai condomini. I residenti sono disperati e tornano a chiedere che in quartiere venga disposto un presidio fisso delle forze dell'ordine. Abbiamo chiesto un presidio fisso esattamente come
venne fatto a San Carlo, quindi con la camionetta fissa e con gli agenti o con i militari che giravano praticamente per il rione. Primi effetti della delibera antipaccottiglia per preservare il centro storico di Venezia. Parliamo anche in questo caso di prevenzione al degrado. Ebbene, sono già una decina le domande di nuove aperture respinte dal Comune, tra queste anche quella di un sexy shop. È stato bloccato un sexy shop che voleva aprire a San Marco, in zona San Marco, è stato bloccato perché appunto non è in linea con i codici Ateco previsti dalla delibera. È stato un negozio molto grande in una zona molto frequentata. Sì, perché credo fosse in zona San Bartolomeo, quindi insomma una zona molto frequentata di passaggio. C'è addirittura un sexy shop poco distante dal Ponte di Rialto, tra le richieste di apertura di negozi bloccate dal nuovo regolamento del commercio del Comune di Venezia. È la cosiddetta delibera antipaccottiglia, un provvedimento che non ha precedenti in Italia per tutelare le aree di pregio del centro storico veneziano. È stata bloccata un'apertura grossissima che era in Campo San Geremia, se non ricordo male, dove prima c'era un negozio di intimo e si voleva appunto instaurare quelle attività che sono quelle caramelle. Oltre al sexy shop e al megastore di caramelle, grazie al nuovo regolamento, in poco più di un mese è stata negata l'apertura anche di una decina di negozi take-away alimentari. Porte aperte invece per tutte le attività di qualità e a favore di chi vive a Venezia. Mercoledì finalmente portiamo in giunta la delibera che riporterà il plateatico a tutte quelle attività rivolte verso la residenza. Voi adesso prevedete che queste attività a cui avete negato la possibilità di aprire possano fare ricorso, insomma di finire in tribunale? Sì, assolutamente, ci aspettiamo dei ricorsi, ma siamo convinti che l'impianto è talmente forte che riusciremo a vincere qualsiasi tipo di ricorso. L'accordo tra Sovrintendenza e Regione Veneto è un accordo che è stato studiato molto attentamente, soprattutto nella parte legale, e quindi insomma siamo sicuri che il provvedimento terrà. Operazione antidroga a Campomarzo, ci spostiamo a Vicenza, fermati dalla polizia locale 2 spacciatori, vediamo. Un pusher arrestato, un altro denunciato e un assuntore di stupefacenti segnalato. È il bilancio dell'operazione di contrasto al traffico di droga eseguita nell'ultima settimana dalla polizia locale nell'area compresa tra Campomarzo e Piazzale Bologna. L'attività messa in atto dal nucleo operativo speciale e pattuglia antidegrado, mirata al contrasto dello spaccio su strada, ha portato al sequestro di 12 dosi di marijuana per un peso di 14 grammi e di 270 euro in contanti. Tutto è partito da un controllo mirato in cui è stato notato un soggetto sospetto in monopattino grazie al sistema di videosorveglianza. È intervenuto il dispositivo, nel frattempo il soggetto, sempre a bordo del monopattino, si è spostato dall'area verde verso Park Bologna e quando si è accorto delle pattuglie in divisa ha capito di essere stato scoperto e ne è nato un inseguimento durato pochi metri. È stato bloccato all'interno proprio del Park Bologna e dalla perquisizione il soggetto aveva addosso 12 dosi di marijuana per un peso di quasi 14 grammi e 270 euro in contanti, tutte in banconote di piccolo taglio, segno evidente dell'attività di spaccio. Un'altra ottima operazione portata a termine dal nucleo operativo NOS e delle pattuglie antidegrado che hanno visto l'arresto di un pusher pluripregiudicato nigeriano e una denuncia di un altro spacciatore. Segno che questo è la voglia e il contrasto che l'amministrazione vuole dare contro lo spaccio di droga. E a proposito di centri storici, non parliamo di degrado nel prossimo servizio, ma parliamo di crisi. La pandemia prima e il rincaro delle materie prime, delle bollette adesso ha messo in crisi, ha messo in ginocchio tante attività commerciali, soprattutto nei centri storici. Noi siamo stati a Padova.
Ora ci troviamo in via Manin nel centro di Padova, con noi c'è Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione Commercianti del centro. Avete visto nell'inquadratura del collega Andrea Benetti questo negozio con la scritta affittasi, un problema che non solo in questa via ma anche in altre zone della città, poi ce ne fa vedere altri di negozi con le serrande abbassate. Sappiamo quanto importante sia per la vita ma anche per la sicurezza della città l'attività del commerciante e del negozio. Beh, queste chiusure francamente non ci stupiscono perché noi è da 3-4 anni che lo stiamo dicendo. La crisi è iniziata ovviamente prima della pandemia, la pandemia ha dato, come è noto, il colpo di grazia alle microimprese, alle piccole e medie imprese, e questi sono i risultati. Qui siamo nel cuore pulsante della città, siamo in via Daniele Manin, questa è una via emblematica dove ci sono diverse attività, diverse serrande abbassate, e questo è dovuto ovviamente a tutta una serie di questioni che io spero che si affronteranno da qui a brevissimo. Questi sono nostri amici, sono nostri colleghi, sono nostri compagni di viaggio, sono persone che abbiamo visto per anni e che purtroppo non ce l'hanno più fatta, hanno gettato la spugna. Questo è tristissimo. Vedete, questa qua è un'altra attività chiusa. Messo in mezzo così, Andrea, la può inquadrare, ecco questa, siamo più o meno a metà della via qui. Siamo più o meno a metà della via, lì ovviamente ce n'è un'altra un po' più avanti e poi ce ne sono in via delle Boccalerie, in piazza della Frutta, ce ne sono in piazza Duomo, ce ne sono in Galleria Duomo. Le proroghe oggi sono scadute e quindi le attività, non solo le attività commerciali ma le attività d'impresa, devono onorare le scadenze, devono onorare le proroghe, per esempio, dei canoni di locazione, le proroghe delle utenze, le proroghe fiscali, ma non c'è liquidità, e non c'è liquidità perché purtroppo l'economia non è ripartita, o se è ripartita solamente per determinate categorie e in parte. In questo momento poi, tra l'altro, dobbiamo anche sottolineare che le famiglie hanno dei salassi pazzeschi, e non solo le famiglie, anche le attività di impresa per quanto riguarda le utenze. Parliamo adesso di qualità dell'artigianato. Ci spostiamo a Venezia perché l'artigianato artistico veneziano a livello di qualità fa segnare una regressione sempre più bassa la qualità a causa del turismo di massa. A lanciare l'allarme Confartigianato. Quello che la città ha bisogno, ripeto, è di qualità. Qualità del turismo, qualità nella ristorazione, qualità nell'offerta dei pubblici esercizi, qualità degli hotel, qualità nell'artigianato e qualità nel commercio. È la qualità più che la quantità che preoccupa nell'evoluzione dell'artigianato artistico manufatturiero di Venezia. Nel 1963, ad esempio, in città erano attive 432 imprese. Oggi, dopo 60 anni di alti e bassi, tra chiusure e aperture, ce ne sono 318, oltre 100 in meno, certo, ma più dei numeri a preoccupare è un'altra tendenza. Cambiato dal punto di vista qualitativo, perché evidentemente si è adattato a una domanda di qualità inferiore, di qualità più bassa, portata da un turismo che è sceso negli anni proprio di qualità. Ecco, quindi tutta la città si è abbassata di gamma di offerta e l'artigianato artistico anche. A Venezia metà degli artigiani del settore artistico ha più di 50 anni e solo il 2% ha meno di 30 anni. Il ricambio generazionale appare bloccato. E il costo delle locazioni non aiuta. 2 artigiani su 3 sono in affitto, alcuni con l'incubo dello sfratto. Dall'8 all'11 luglio una decina di maestri artigiani ricreeranno le loro postazioni di lavoro alla Confraternita di San Teodoro a San Salvador, un laboratorio ad ingresso gratuito per promuovere il dialogo con la città e un turismo di qualità ed esperienziale. Si pratica, senz'altro in tutta Europa, per non dire in tutto il mondo. Quindi immersione in esperienze che consentono di portarsi a casa al turista un ricordo di qualità, un ricordo emozionante ed emozionale sulla visita, in questo caso a Venezia come in qualsiasi altra città. Ecco, su questo fronte bisogna lavorare di più. Parliamo adesso del Bomba Day ad Altavilla Vicentina.
Non c'è ancora una data, presumibilmente sarà ad agosto, scartata invece l'ipotesi del 24 luglio per il Bomba Day ad Altavilla Vicentina dopo il rinvenimento dell'ordigno al fosforo nel cantiere della TAV. Oggi un vertice in prefettura per stabilire le procedure per il disinnesco della bomba americana della Seconda Guerra Mondiale che qualche settimana fa si è incendiata provocando un'alta colonna di fumo e l'intervento degli artificieri che l'hanno resa inerte. Modalità operative al vaglio, rese più complesse a causa della tipologia dell'ordigno che richiedono ulteriori approfondimenti tecnici. Le difficoltà appunto di ottenere la consunzione di questi 30 kg di fosforo che non possono che essere oggetto di una combustione e quindi essere dissolti nell'aria. Per limitare tutti questi danni è necessaria, adesso è emerso, una diluizione in una consistente quantità d'acqua, si parla di circa 12.000 litri. Il raggio di sicurezza, fissato a 444 metri, comporterà l'evacuazione di circa 1 migliaio di persone tra Altavilla e Sovizzo e deviazioni per la viabilità. E dovrà essere chiusa, oltre che la ferrovia, anche la regionale 11 e in più la provinciale del Melaro e la provinciale Cordellina, oltre le strade di paese. Un flash in chiusura, sono stati riconosciuti, ci spostiamo sulla Marmolada, altri 2 corpi, si tratta di 2 cittadini della Repubblica Ceca. Secondo l'ultimo bilancio, quindi arrivato pochi secondi fa, i morti accertati della tragedia sulla Marmolada sono 9, dei quali 6 già riconosciuti. Di questi 3 sono vicentini. Le altre vittime riconosciute sono della provincia di Trento e appunto i 2 cittadini cechi. I feriti sono 7, i dispersi 5. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG, grazie per aver scelto la nostra informazione. Appuntamento a domani.